Radio Milano, Genova, attenzione, comincia l'ora della trasmissione. Attenti al segnale orario. Meno 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuoco! Mezzogiorno. Ferma un minuto, a proposito dell'orario. In questi tempi di dinamismo dove tutto tende a essere veloce, se che una parola che anche si impugna alle una, orario. Orario delle ferrovie, postale, telefonico, orario di tramvai che non passano mai, orario di teatri che nessuno mai ha capito niente e via di seguito. De mi impone già in ta vita di certi individui che ascendente per avere parola orario. Per un sordato, l'orario più bello è la libera uscita e la zuppa alle cotta. Per un figlio, l'orario da scuola o le quello che dà fastidio. Per la serva, l'orario da domenica da 3 a 7 o le poco. Per quando saluta la sua amica a Gaviera parla con per una settimana. Per l'oste, l'orario è una cosa impossibile, specialmente il sabato quando lo stai alle pinalimbreghi. Per quelli che fanno le serenate, l'orario alle a 6 verso in su, perché a 11 mesa arriva in orario una bella conca d'egua. Per i padroni di casa, l'orario da nascove le a mezzogiorno, così a inquilino che fa manco per mangiare. Per gli inquilini, l'orario da nascere in casa o de fa sordo, o lo medesimo do padrone, anzi con qualche minuto d'anticipo. Per quello che fa il perrucchier, l'orario è una chimera, perché sa quando l'intra e uno sa quando shorte. Per i galanti l'orario più bello alle a 6, quando non passa più nessuno in tasca. Invece per l'uomo sposato l'orario è una dottrina, perché a mattina a 5 è in suo mercato, a 5 mesi do leita, a 6 e un quarto lo fai in otto, a 7 e un quarto è in casa da moglie che gentilmente din letto a redigere tutto. A 7:20 o in cucina cosa fa scada un po' di caffè le veissea. A 7 mesi o shorte in casa senza mandilli ed è rubato dalla moglie che in tannotte era frigognonto giponetto. A 8:10 o in scagno dove il principale offrendo che da beve o te che dà un bello cicchetto perché non è in orario. Radio Milano, Genova, attenzione, finisce l'ora della trasmissione.